Buon pomeriggio amici di Sportisili, sempre qui dal centro sportivo di Ronzone. Mi viene da starnutire fortissimo, ma mi devo trattenere perché dobbiamo andare in onda con il secondo spaccato di Sportisili Away qui dal ritiro di Ronzone. È stata una giornata particolare perché è arrivato l'annuncio di Sebastiano De Planche, il portiere Scuola Milan, che arriva però dal Vicenza, proprietario del cartellino. Ricordiamo nella giornata di ieri ha effettuato il percorso inverso invece Samuele Massolo, che ha lasciato ieri il ritiro. Ne abbiamo parlato diffusamente nella giornata di ieri. Intanto eventualmente segnalateci eventuali problemi, eventuali malfunzionamenti alla diretta. Purtroppo, come avete ormai imparato da 9 giorni, il ritiro qui in Trentino Alto Adige patisce di questo piccolo problema. Comunque è il protagonista del giorno, Sebastiano De Planche. Ricordo ancora una volta il portierino che nell'ultimo mondiale under 20, quello vinto dall'Uruguay in finale contro l'Italia, è risultato il miglior portiere, ha vinto il guanto d'oro. Era previsto per lui un salto di categoria, un salto di qualità, visto che il Vicenza è rimasto in Serie C nonostante un tecnico esperto e vincente come Modiana, che ha vinto, ricordo, l'ultimo campionato di Serie C in forza alla Reggiana che sarà protagonista appunto nel prossimo campionato di Serie B. De Planche però ha voluto fare il salto di qualità, ha ricevuto altre proposte da altre formazioni anche di Serie B, ha scelto Palermo ed è una scelta importante per lui e per la sua carriera, perché per carità in questo momento farà da backup a Mirko Pigliacelli, però è la possibilità di misurarsi con una realtà importante come quella del Palermo targato City Football Group. Fateci le vostre domande, chiedeteci tutte le vostre curiosità per quanto riguarda il campo, per quanto riguarda il calciomercato, per quanto riguarda i tribunali, perché oggi è atteso un esito importante, è quello del collegio di garanzia del CONI. In ballo la squadra numero 20, e speriamo di fermarci a 20, del prossimo campionato di Serie B. C'è, come ben saprete, una X da colmare, una casella da riempire per quanto riguarda il campionato cadetto, perché sono in ballo attualmente due squadre, ovvero sia la Regina e il Brescia, e poi chissà eventuali controricorsi, ma di questo ne parleremo nel corso di questo appuntamento pomeridiano con Sportisili e Way. Intanto saluto Antonio Collica che mi fa e ci fa i complimenti. I complimenti ovviamente non possiamo non condividere con tutta la redazione, sia qui presente a Ronzone, sia da Palermo, che sta portando avanti un grande lavoro. Non dimentichiamoci che domani pomeriggio a partire dalle 17:30, quindi mentre qui sono in pieno svolgimento i lavori sul terreno di gioco del campo sportivo del centro sportivo di Ronzone, andrà in onda il primo dei due appuntamenti settimanali con Pillole di Sessa, con Aldo Sessa dal suo studietto personale, che ci riassumerà quello che succede nel calciomercato delle principali formazioni siciliane. Oggi anche il primo colpo del Messina, c'è stato qualche aggiornamento importante sul caso Morimoto all'Akragas, ma non è questa la sede corretta per parlarne. Qui c'è da parlare di ritiro del Palermo che oggi ha vissuto quasi a voler dare ulteriore così proscenio a Sebastiano De Planche, un pomeriggio abbastanza soft, qualche schema con le sagome che andavano a rappresentare tra l'altro il 3-5-2, che è il modulo, il 3-4-1-2, che è il modulo storicamente adottato dalla Virtus Verona, che ricordo essere il prossimo avversario in amichevole dei ragazzi di Mister Corini. Un attacco del 4-3-3 contro il 3-5-2, 3-4-1-2, che dir si voglia, con i due portieri che sono alternati per ricevere i tiri degli attaccanti schierati da Eugenio Corini che tra l'altro oggi ha ritrovato Aleš Mateiu, il quale dopo praticamente 9 giorni, oltre ovviamente al preritiro di Veronello, vissuti a parte, lavorando tra palestra, corsetta, finalmente è riuscito a trovare il primo contatto col pallone. Un rincalzo importante perché ricordiamo che in questo momento c'è anche Peppe Aurelio che non sta lavorando col resto del gruppo, quindi un terzino in questo momento anche per fare delle prove tattiche serve come il pane ad Eugenio Corini, in attesa che possa arrivare qualcosa dal fronte del mercato. Anche in questo senso ci sono delle novità importanti di cui parleremo nel corso di questo appuntamento con Sportisili e Way, perché tra le altre cose Giuseppe Marchese dice abbiamo bisogno di un regista. Vero fino a un certo punto, perché comunque Stulak è in fase di recupero da quello che è stato il sovraccarico
che ha accusato nel corso del secondo tempo dell'amichevole di sabato contro la Bassa Anaunia, sta recuperando, probabilmente sarà a disposizione per il secondo test, quello proprio contro la Virtus Verona, in programma sempre qui a Ronzone tra 2 giorni, sempre palla al centro alle ore 17. Intanto qua strani esseri che mi camminano sul volto, ma questo fa parte della natura incontaminata del Trentino Alto Adige. Sembra quasi uno spot quasi uno spot pro Trentino Alto Adige. Torniamo a noi. Quel che serve in questo momento, proprio numericamente parlando, è un terzino. Il Palermo ci sta lavorando. Alle 2 candidature fin qui considerate forti, ovvero sia quella di Gianluca Di Chiara e quella di Pietro Beruatto, si aggiunge in maniera molto forte quella di Gianluca Frabotta, terzino sinistro, che ha vinto insieme a Fabio Lucioni e a Roberto Insigne lo scorso campionato di Serie B tra le fila del Frosinone, terzino di scuola juventina, giocatore che ha già giocato anche in palcoscenici ben più importanti di quello della Serie B, fermo restando che una Serie B a Palermo è senza dubbio qualcosa di particolarmente intrigante, di particolarmente così ambizioso per un giocatore come lui, che sicuramente sta cercando la chance per tornare in Serie A da protagonista. Tante cose ha anche subito qualche infortunio che lo ha bloccato così nel suo tentativo di scalare le gerarchie, e quindi Gianluca Frabotta può diventare un giocatore importante. Piccolissimissimo indizio di mercato potrebbe essere l'assenza dal campo di Edoardo Soleri oggi pomeriggio. L'attaccante romano non l'abbiamo visto nel corso delle esercitazioni. Vedremo se nel corso del report medico che dovrebbe arrivare nel pomeriggio ci sarà qualche notizia in più. Sicuramente qualche notizia in più la avremo per quanto riguarda gli altri giocatori rimasti fuori, ovvero sia Checco Di Mariano, che continua il suo percorso di recupero, e il già citato Peppe Aurelio. Vi ricordo ancora una volta l'intervista realizzata ieri e resa pubblica ieri dalla nostra redazione con Chiara Ferrara al microfono, con Peppe Aurelio, ragazzo squisitissimo, ragazzo molto umile ma anche molto determinato. Ovviamente non vediamo l'ora di vederlo in campo, visto che contro la Bassa Anaunia è rimasto ai box. Ne approfitto, mentre Giuseppe Marchese ribadisce la necessità di avere un terzino sinistro. Siamo d'accordo con te, ma se non altro per una questione numerica, anche se Pietro Ceccaroni si è mosso molto bene nei 60-70 minuti in cui ha tenuto il campo contro la formazione trentina, anche perché Ceccaroni dovrebbe comporre con Lucioni il tandem difensivo centrale per la prossima stagione. Dicevo, vi ricordo gli appuntamenti dopo l'amichevole contro la Virtus Verona, perché sabato 22 ci sarà la terza amichevole, senza dubbio la più intrigante del ciclo di 5 amichevoli che il Palermo giocherà durante il ritiro in Trentino Alto Adige. Si gioca a Rovereto il 22 di luglio, quindi sabato, contro il Bologna di Thiago Motta. Bologna che tra altre cose si dice essere molto attivo sul mercato, si parla tra le altre cose anche di una voce che vorrebbe i Felsinei con il mirino puntato su Federico Bernardeschi. Chissà che non riesca questo colpo e chissà che non riesca in tempo utile per vedere il Berna, uno dei campioni d'Europa di 2 anni fa, in campo contro i rosanero. Poi nello spostamento prima a Spiazzo e poi a Pinzolo, altre 2 amichevoli, entrambe contro formazioni del campionato di Serie C, tanto quanto la Virtus Verona che affronteremo dopodomani. In primis il 30 contro il Legnago sul terreno di gioco del centro sportivo Pineta di Pinzolo, e poi l'ultima amichevole a chiudere il mercato, a mettere il sigillo, scusate, non sul mercato ma sul ritiro, a Trento contro la formazione locale, tra altre cose allenata da un ex allenatore rosanero come Bruno Tedino. Rispondo al volo ad Alessio Caruso: perché non ammetti di essere il fratello di Brunore? La facciamo finita? Mi piacerebbe tanto farlo, ma non rientra nelle mie facoltà. Andiamo un po' anche a riassumere quello che è stato, quello che sarà il prosieguo di questi ultimi giorni. In realtà è iniziata adesso la seconda settimana, ma è come se fossimo quasi agli sgoccioli di questa parte di Ronzone e del ritiro, perché il Palermo svolgerà 2 amichevoli che di fatto spezzano la settimana in 2 tronconi, e di fatto c'è da capire anche quali saranno le prossime presentazioni. Verrà presentato De Planche sicuramente prima della fine del periodo ronzoniano del ritiro. Vedremo anche se ci saranno altri incontri con la stampa, ve ne renderemo conto ovviamente nelle nostre finestre live, anche sul nostro sito www.sportisili.it. Fa bene invece Domenico Romano a ricordarmi un nome su tutti, anzi un cognome su tutti, che è quello di Rigoberto Rivas. Il nome nuovo, il nome caldo, ma che potrebbe subire un rallentamento, una complicazione, perché c'è l'attesa
della sentenza del collegio di garanzia del CONI, che potrebbe essere non tanto l'ultimo grado di giudizio, perché poi ci sono altri gradi di ricorso, tra cui il famigerato TAR del Lazio, prima dell'ultimo grado, che dovrebbe arrivare, se dovessero essere confermate le date, addirittura il 28 agosto, quando il campionato di Serie B sarebbe addirittura giunto alla seconda giornata, calendario alla mano. E nel caso in cui, come si vocifera, anche se sono tutte voci da verificare e da controllare, la Regina potrebbe vedere ammesso il suo ricorso per appunto l'ammissione in Serie B, a quel punto la strada per Rivas, così come la strada per Gianluca Di Chiara, potrebbe subire una complicazione non di poco conto, perché, scusate, per l'impappinamento, perché questa mattina la Regina ha annunciato di aver confermato Filippo Inzaghi sulla sua panchina, e questo comunque è un segnale, quasi a voler dare la sensazione che in qualche modo dovrebbe arrivare un via libera per la formazione Amaranto, anche se non è stato annunciato per esempio il periodo del ritiro, che indipendentemente dalla categoria va fatto, perché per carità la Serie B comincia il 19 agosto, il weekend del 19 agosto, la Serie D, qualora dovesse essere Serie D per la Regina, comincia sempre all'inizio di settembre, però è chiaro che una società deve avere in mente qualcosa, sicuramente il piano B è pronto, ma è chiaro che il piano B inteso come piano di riserva e non come B come campionato, che in realtà è quello che vorrebbero seguire in casa Amaranto. Christoph DCO ci chiede per Collocolo o Collocolo, noi ovviamente vi chiediamo sempre di darci la pronuncia giusta, chiede se ci sono novità per il centrocampista dell'Ascoli, è uno dei giocatori tenuto in considerazione, ma come abbiamo già detto altre volte, come abbiamo già detto per esempio per l'attacco, col nome di Rivas, col nome di Borges che rimane sempre vivo, in questi casi bisogna prima valutare eventuali cessioni, che nel caso del centrocampo rispondono ai nomi di Samuele Damiani e Jeremy Bro, perché tutti gli altri sembrano essere nelle grazie, pienamente nelle grazie di Eugenio Corini. Non stiamo dicendo che Colo-Colo è meno forte di Damiani o è meno forte di Bro o viceversa, però numericamente parlando il Palermo può avere soltanto 18 giocatori over, che sono quelli nati a partire dal 2000 in questa stagione 23-24, quindi nel caso di Colo-Colo, che non è un under, bisognerà ovviamente attendere un'eventuale partenza di un centrocampista over. Giuseppe Marchese dice: personalmente come ti sembrano i nuovi in allenamento? Noi abbiamo avuto anche modo di vederli in partita, per quanto il test contro la Bassanaunia, non ce ne vogliano, possa essere considerato attendibile, ma sicuramente un giocatore come Insigne dà quell'imprevedibilità, dà quella qualità, dà quel cambio di passo, semplicemente con un passaggio, con un movimento senza palla, che magari l'anno scorso si vedeva e soprattutto non si vedeva, ma è chiaro che un giocatore del genere sposta gli equilibri e non di poco. Lucioni, autoritario nelle rare occasioni in cui è sceso in campo e ha dovuto dare una mano ai compagni della retroguardia. Ceccaroni da terzino sinistro si è comportato molto bene, invitato più all'attacco che alla difesa, molto partecipe, molto attento, molto attivo. Chiaramente non ha il piede caldo del terzino come ce lo aspettiamo noi, come ce lo immaginiamo noi, però sicuramente un impatto positivo. Ultimo ma non ultimo, Alio Šavašić, un gol alla prima palla toccata dopo neanche 20 secondi, e poi la classe, la presenza fisica di un giocatore che, dopo averlo detto a parole, sta dimostrando di volersi far notare, di voler scalare le gerarchie anche con i fatti. Curiosi naturalmente di vedere anche Sebastiano De Planche, che sicuramente a questo punto sarà quantomeno protagonista di un piccolo spezzone contro la Virtus Verona, avrà qualche minuto in più sicuramente contro il Bologna e nelle amichevoli successive. Dopo la domanda su Colo-Colo c'era qualche altra domanda? Sì, Mario Sorce che chiede: il 4 agosto il Palermo si allenerà a Torretta? Tendiamo a dire di sì, ma semplicemente perché, come avete anche potuto vedere nei giorni scorsi sulla nostra pagina, con quello che è una specie di bollettino fotografico prodotto tra l'altro dal nostro mitico Aldo Sessa, i due terreni di gioco sui quali il Palermo ha potuto effettuare la risemina grazie al grande lavoro consueto di Maurizio Palumbo sembrano ormai pronti, e considerato che siamo al 17 di luglio e al 4 agosto mancano poco meno di 3 settimane, c'è la possibilità molto concreta di vedere quantomeno il Palermo preparare il debutto in Coppa Italia e il debutto in campionato in quella che sarà la nuova casa. Naturalmente la data del 4 agosto non può essere quella reale, perché il Palermo il 4 agosto gioca a Trento, il 5 potrebbe tornare a Palermo, se non addirittura il 6 mattina magari iniziare e inaugurare quella che sarà una lunga storia sui terreni di gioco di
Torretta, in attesa che si sblocchi quella che rischia di diventare un'annosa questione, ovvero sia quella dell'altro terreno di gioco, quello sotto la gestione del comune appunto di Torretta, che per il momento è bloccato perché attualmente il City Football Group non ha giurisdizione su quel terreno di gioco, che purtroppo è un pugno nell'occhio vederlo in quelle condizioni mentre gli altri due stanno rifiorendo. Stanno sorgendo anche delle strutture che sicuramente faranno da spogliatoi temporanei in attesa degli spogliatoi veri e propri che sorgeranno entro la fine del 2023, ma sicuramente il Palermo, stando così le cose, ha grandi possibilità di iniziare ad allenarsi a Torretta quando tornerà qui dal Trentino. Agostino Alaimo, quali novità ci sono per Frabotta e proprietà alla Juventus? Abbiamo già risposto, anzi ho già risposto qualche minuto fa, per andare anche indietro con la diretta, oppure perché no, attendere la fine della diretta e riguardarla da capo, oppure vederla anche sul nostro canale YouTube. Natale di Riberto presente si allinea con Alessio Caruso di prima. Matteo, fai tutto tu in ritiro, ora pure giornalista. Matteo Brunori l'ho visto particolarmente provato dopo le ripetute effettuate al termine dell'allenamento. Il campo è stato praticamente sgomberato perché il dottor Petrucci, uno dei preparatori atletici del Palermo, storico tra l'altro preparatore atletico del Palermo, ha fatto fare ripetute e poi ha fatto un po' sciogliere le gambe ai suoi ragazzi, il tutto in vista della doppia seduta presumibilmente in programma anche domani. Intanto vi anticipiamo anche che ci sarà un incontro giocatore stampa, non vi diciamo quale perché vogliamo giustamente attendere il report ufficiale del Palermo. Ringrazio Giuseppe Marchese che dice: voi siete i nostri reporter per tenerci aggiornati sul nostro amato Palermo. Si fa quel che si può naturalmente per quelli che sono i nostri mezzi. Se non ci sono altre domande, considerando che gli argomenti sono questi, naturalmente qualora vi siate persi qualcosa fate rewind su questo video, attendete il caricamento sul canale YouTube di Sportisili. Noi vi diamo l'appuntamento a domani, ricordo un collegamento dal campo, quello alla fine dell'allenamento mattutino, e poi a partire dalle 17:30 pillole di Sessa con le ultime notizie sul calciomercato delle principali formazioni siciliane, dal Palermo al Catania al Messina, alle tante formazioni siciliane impegnate nel campionato di Serie D. Oggi abbiamo visto sugli scudi in particolare Trapani e Acragas, ma ce ne sono tante altre che meritano attenzione e considerazione. Tra l'altro, piccola chicca che abbiamo dato questa mattina: Ciccio Lodi approderà al Siracusa e questo è un colpo ad effetto per la formazione aretusea, appena promossa dall'eccellenza alla Serie D sotto la guida di mister Gaspare Cacciola. Chiudo questo appuntamento ricordandovi i nostri profili social: Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, il nostro canale YouTube e ultimo ma non ultimo www.sportisili.it, il sito in cui potrete restare informati sullo sport siciliano a 360 gradi. Da Ronzone e sotto il caldo cocente del Trentino Alto Adige è tutto. Alla prossima!